Buon lunedì, bentrovati, è il momento di dedicarci al calciomercato perché di fatto di questo parleremo in questa mezz'ora che staremo assieme, una mezz'ora per parlare chiaramente del Catania, del Palermo, anche delle altre siciliane, ma cominciamo subito dal Catania. Siamo in pieno calciomercato, Alessandro Vagliasenti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Dicevo dunque pieno calciomercato dalle prime mosse in questo momento si evince come probabilmente quelli che erano i piani iniziali del Catania, mi riferisco all'addio di Inglese, non hanno dato i frutti sperati. C'è stato un contropiede orchestrato da Daniele Faggiano che ha sparigliato il mazzo, sappiamo il legame che c'è tra Faggiano e Inglese. Il Catania aveva proposto un prolungamento di contratto di 2 anni a Inglese, la Salernitana attraverso, ripeto, il direttore Faggiano ha avuto argomenti più convincenti. È chiaro che è un fatto molto importante perché si è parlato sempre di mantenere l'ossatura della scorsa stagione, una delle certezze, se non la maggiore certezza, era rappresentata appunto dal bomber pugliese, e quindi adesso il Catania è costretto a correre velocemente ai ripari. E in questo senso, ma ora ci arriviamo magari per reparto, vi diremo anche quali sono le strategie per il reparto offensivo del Catania. Io partirei, se siete d'accordo, con Pieraccini. Il difensore che ha già lavorato a Cesena con il tecnico Mimmo Toscano. In queste ore siamo allo scambio dei documenti, il difensore arriverà a Catania in prestito, ma il Catania manterrà un diritto ai fini del riscatto, può giocare sia centrale di destra che centrale di sinistra. In un'ipotetica difesa a 3 penso che appunto l'intenzione del Catania sia quella di fare Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini. È un giocatore che ha, diciamo, un trascorso positivo in queste ultime 2 stagioni, ha vinto il campionato di Serie C col Cesena, è stato in rosa col Cesena quest'anno, che ha chiuso più che bene il primo campionato di Serie B, quindi un altro tassello che va a comporre il mosaico per quanto riguarda la linea difensiva. Sempre dal Cesena, e possiamo passare alla successiva clip, sempre dal Cesena potrebbe arrivare Daniele Donnarumma, è un laterale mancino, giocatore che ha avuto trascorsi sia in Serie C che in Serie B. Adesso sembra che ci siano le precondizioni per portarlo alla corte di Toscano. Il Catania l'aveva già cercato la scorsa estate, ma il Cesena non intendeva privarsene, era stato uno dei maggiori protagonisti della promozione del Cesena dalla C alla B, lui a sinistra, Adamo a destra, erano stati i propulsori della squadra che vinse il campionato con in panchina Mimmo Toscano. Rispetto ad Anastasio, di cui andrebbe a prendere il posto, Donnarumma ha sicuramente un fatturato molto più alto sia in termini di gol che di assist, quindi potrebbe essere un upgrade in quella zona del campo per il Catania, acquisendo le prestazioni di Daniele Donnarumma, che è peraltro legato professionalmente a Ivano Pastore, che lo ha valorizzato all'inizio della sua carriera, all'inizio della carriera di Donnarumma. Passando al centrocampo, andiamo a esaminare la posizione di D'Ausilio, un centrocampista offensivo che quest'anno ha fatto molto bene con la maglia dell'Avellino. D'Ausilio è un giocatore che piace al Catania, ma non è esattamente una priorità al momento, in quanto andrebbe in uno scacchiere tattico a ricoprire la posizione di uno dei 2 trequartisti alle spalle della punta, e in quella zona del campo il Catania ha già Stoppa, Cicerelli e Jimenez, quindi non è esattamente oggi una priorità quella legata a D'Ausilio. Il Catania in quella zona del campo, Angelo, magari cerca un trequartista mancino piuttosto che un destro.
però non è escluso che questo interesse del Catania per D'Ausilio possa con il passare dei giorni magari cambiare, intensificarsi, però al momento, ripetiamo, non è una priorità. Passiamo invece al reparto attacco. Abbiamo detto con l'addio a Inglese il Catania adesso ha l'esigenza di prendere 2 punte in tempi abbastanza brevi, perché ovviamente il ritiro ormai è alle porte, una settimana. Ci sono 2 profili che il Catania in questo momento ha nel mirino. Diciamo quello che dovrebbe andare a sostituire in termini realizzativi Roberto Inglese è un giocatore che milita in Serie C ma ha trascorsi in Serie B, in questo momento il nome è top secret. L'altro giocatore che interessa al Catania è un giocatore che il Catania ha affrontato alcune settimane fa nei playoff, lui indossava la maglia del Pescara, stiamo parlando di Tonin. Giocatore che insomma ha disputato una stagione più che positiva con la squadra abruzzese, ha fatto molto bene soprattutto nei playoff. Il Catania è interessato a Tonin. Tonin in questo momento vorrebbe capire se ha margine per mettersi in mostra in Serie B, visto che il Pescara poi ha vinto i playoff, quindi questa è una trattativa che prenderà eventualmente il decollo con il passare dei giorni, quando iniziano i ritiri, quando magari Tonin in base anche alle dinamiche di mercato del Pescara capirà che non ci sono magari gli spazi che lui desidera, e allora questo discorso col Catania potrebbe andare in porto. Sempre restando in tema di attaccanti ma in uscita, andiamo a vedere la clip che riguarda Rocco Costantino, uno dei tanti giocatori che non rientrano nel progetto tecnico del Catania. Costantino ha fatto una prima parte di stagione a Lucca, poi è andato a Messina, è tornato alla base. Siamo addirittura d'arrivo per insomma, il trasferimento di Costantino in una squadra di Serie D del girone B, quindi al nord, quindi diciamo un altro tassello del mosaico esuberi che va a sistemarsi. È un mosaico comunque con tanti corposo, tasselli, assolutamente sì. Volevo anche darvi atto di un interesse di mercato, una trattativa che il Catania aveva sviluppato fino alla settimana scorsa e di cui avevamo dato in qualche modo cenno nell'ultima puntata, anche senza farne il nome. Questo giocatore è il centrocampista Ghiaboua dell'Atalanta Under 23, però l'ha spuntata l'Avellino. Il Catania si era mosso per cercare di acquisirne le prestazioni, reduce da una stagione molto importante con l'Atalanta, con 42 presenze tra campionato e playoff, però ovviamente il fascino della Serie B ha prevalso e Ghiaboua andrà all'Avellino. E quindi insomma obiettivi alcuni sfumano, alcuni si continuano ad inseguire. Realisticamente, considerato che dalla prossima settimana si comincerà a lavorare a Norcia, il gruppo va indubbiamente snellito e va poi potenziato con dei giocatori dove sono emerse criticità l'anno scorso. Abbiamo parlato della difesa Pieraccini, laterale sinistro Donnarumma, mancano all'appello certamente 2 centrocampisti, un'altra pedina sulla tre quarti e 2 attaccanti minimo, ma sicuramente almeno un altro ce ne vuole per essere coperti, magari più giovane, ma per essere ben coperti nell'arco della stagione. Quindi numericamente stiamo parlando di almeno 7-8 acquisti, sì. Almeno 7-8 acquisti. A fronte, secondo te, di quante cessioni che potrebbero essere realizzate? Il discorso è che almeno dovrebbero partirne in 10. Quindi il tempo stringe. È chiaro che un giocatore che sa di essere fuori dal progetto tecnico in questo momento o lo convinci monetariamente con un incentivo all'esodo di un certo tipo, oppure chiaramente quel giocatore sa di avere il contratto, di percepire lo stipendio e quindi
magari lascia scorrere il tempo perché non ha questa priorità per forzare determinate situazioni. L'abbiamo visto anche l'anno scorso, no? Alcuni esuberi sono rimasti fino a gennaio e quindi è chiaro che è una dinamica che condiziona il mercato del Catania, ma non deve diventare un freno a mano, perché sennò tutte quelle che sono state le dichiarazioni dei giorni scorsi vanno un attimo a essere ridimensionate. E allora noi aspettiamo ovviamente delle novità già la prossima settimana. Ma anche nel corso di questa settimana. No, ci ritroveremo sì, la prossima settimana, certo, saremo già in pieno esatto, ritiro. Comunque si comincerà proprio. Però una cosa, ecco, che penso sia interessante da sottolineare, oggi la Sicilia ha pubblicato un'intervista al tecnico Mimmo Toscano. Non c'erano parole di perplessità da parte di Toscano dopo la partenza di Inglese, anzi ha ribadito di essere ben contento di restare a Catania, non vuole lasciare il lavoro a metà, e quindi da queste dichiarazioni io intendo che effettivamente il piano di lavoro che la dirigenza e gli uomini di mercato stanno portando avanti evidentemente soddisfa in linea potenziale quelle che sono le esigenze del tecnico. Alessandro, ci fermiamo qui con il Catania, adesso andiamo a Palermo, dove c'è Marco Gullà. In qualche modo anche il mercato del Palermo, che ha cambiato guida tecnica con l'arrivo di Inzaghi in panchina, dicevo, il mercato del Palermo è condizionato anche a delle uscite, perché chiaramente il City Group, che diciamo la proprietà proprio del Palermo, intende evidentemente sfoltire il gruppo di lavoro a disposizione di Inzaghi, per poi mettere nelle condizioni lo stesso tecnico di lavorare su un gruppo, diciamo, consono esattamente, certamente numericamente inferiore, ma qualitativamente certamente più alto. Non so se abbiamo già in collegamento il nostro Marco Gullà, lo vediamo già con noi. Le considerazioni che facciamo dallo studio: sfoltire questo gruppo per poi andare, se non magari quasi contemporaneamente, con qualche ora di anticipo, annunciare anche le prime novità per quanto riguarda la nuova squadra, la squadra della prossima stagione. Marco. Buon pomeriggio a entrambi e a tutti i nostri telespettatori. Sì, innanzitutto da quello che emerge il Palermo già sta assottigliando la rosa, ci sono giocatori che non partiranno con il gruppo per la Valle d'Aosta, quindi parlo di Verre, di Buttaro, di Insigne, di Mariano, Nicolau, tutti giocatori che non faranno parte quindi del raduno e quindi anche del ritiro del Palermo a Châtillon dal 13 fino a fine luglio. Questi giocatori hanno mercato, soprattutto Insigne e Di Mariano. Probabile che Insigne vada all'Avellino, Di Mariano invece è finito nel Milan, così come Nicolau, che potrebbe appunto andare anche lui stesso alla Bari. E un po' meno Verre ha un ingaggio abbastanza alto, quindi ovvio che va un po' insomma a stornare con i parametri che sono quelli di Serie B. No, sicuramente il Palermo sta cercando di sfoltirla questa rosa, poi penso anche a Saric, che dovrebbe essere inserito nell'affare che poi porterà Palumbo in rosanero, quindi sicuramente c'è uno screening, ma soprattutto c'è una sorta di casting per chi resta e per chi andrà via. Ci sono dei giocatori che quindi poi saranno anche valutati in ritiro dal tecnico Inzaghi, soprattutto i portieri, perché il Palermo sta avendo non poche difficoltà ad ingaggiare Audero. Sembrava una trattativa praticamente fatta fino a qualche settimana fa. Audero, lo ricordiamo, ha parato nel girone di ritorno con il Palermo in prestito dal Como, è ritornato al Como per fine prestito. Il Palermo voleva nuovamente ringaggiarlo, ma Audero ha uno stipendio abbastanza alto, circa 1,5 milioni di euro. Il Palermo in questo momento non può spendere questa cifra per il ruolo di portiere, anche perché in rosa ne ha due, insomma, che sono sicuramente di grande qualità, Gomis e De Place, e allora saranno valutati entrambi in ritiro e poi il Palermo insomma trarrà le conclusioni e vedrà se sarà il caso di prendere un altro portiere. Mentre per quanto riguarda il mercato in entrata, è davvero ormai fatta, ma lo diciamo quasi ogni settimana, Elie e Augello sono praticamente virtualmente due giocatori rosanero. Perché non è arrivata l'ufficialità? Perché ancora non è arrivato insomma il benestare da parte
del Citigroup, è una formalità più che altro burocratica che comunque arriverà nelle prossime ore, quindi ci saranno già le prime ufficialità, le prime fumate bianche, o meglio fumate rosa-nero. Elia Augello li possiamo assolutamente ritenere 2 giocatori del Palermo. Il terzo dovrebbe essere Palumbo, anche se il Modena ha qualche dubbio sulla contropartita, che è Saric, che comunque quando è stato prestato anche in Turchia male non ha fatto, però il Modena gradirebbe forse che il Palermo insomma pagasse tutto il calciatore, cioè pagasse Palumbo senza contropartite tecniche, quindi tutto cash, diciamo così. E quindi staremo a vedere se alla fine questa operazione verrà ufficializzata anche in questo caso nei prossimi giorni. Marco, c'è una domanda, un'osservazione da Alessandro. Sì, buon pomeriggio Marco. Sì. Pippo Inzaghi da allenatore ha dimostrato coraggio a scommettere sui giovani, anche tra virgolette quelli debuttanti. Nella cantera del Palermo ci sono dei profili che secondo te possono sotto la cura di Inzaghi esplodere e magari essere protagonisti nella prossima stagione? Ma guarda, di giovane ce n'è uno interessante che arriverà dalla Juve Stabia, anzi che è arrivato dopo il prestito dalla Juve Stabia, è Peda, difensore, che ha fatto tra l'altro molto bene nella seconda parte di stagione con la Juve Stabia e ha giocato anche un'ottima partita nella gara playoff contro il Palermo. Lui sarà valutato da Inzaghi in ritiro e potrebbe certamente essere un tassello abbastanza prezioso poi per il reparto difensivo. E poi credo che per quanto riguarda i giovani, intendi tu, ventenni, ventunenni, in rosa ci sono dei profili che potrebbero essere interessanti. Penso magari a Corona, che in cui Palermo non vuole scommettere e che invece potrebbe certamente rappresentare un altro tassello abbastanza importante, perché Corona, figlio d'arte, male non ha fatto in tutte le squadre in cui ha giocato e chissà, potrebbe magari avere la grande chance di giocarsi il suo futuro a Palermo. Non credo che gli diano questa possibilità, però secondo me potrebbe serenamente essere integrato nel gruppo, o comunque quantomeno partire con il Palermo per la nuova stagione. E poi ci sono ovviamente tanti over che invece in questo caso sono già stati certificati da Inzaghi e poi non sono proprio over, non sono ultra trentenni, parlo di giocatori come Segre, che comunque già è una garanzia per la Serie, non è più giovanissimo ma non è nemmeno un 35enne, quindi sicuramente sono dei giocatori che ancora si ritrovano in quel limbo, attesa magari della maturità calcistica definitiva. Grazie, allora, grazie anche a Marco Gullà per il suo contributo. Ultima cosa me la fate dire? Come no, certo, dimmi. 9 agosto, ormai manca davvero pochissimo, ufficiale, ci sarà Palermo Manchester City al Barbera. Quindi è una grande occasione per vedere all'opera Grande calcio. Grande calcio, la squadra di Guardiola sarà dunque al Barbera. Grazie, grazie a Marco Gullà. Grazie a voi. Buon pomeriggio. Grazie ad Alessandro Vagliasini per essere stato con noi. Grazie a voi, a lunedì. Una brevissima sosta e dopo andremo a Trapani per parlare di Trapani con Franco Cammarasana. Attenzione. E allora siamo di nuovo insieme per il nostro focus dello sport del lunedì, come anticipato. Adesso andiamo a Trapani dove c'è Franco Cammarasana. Buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio Angelo. Fra poco arriviamo. Trapani... Adesso arriviamo da te, volevo salutare, lo vedo in bassa frequenza anche Sergio Colosi. Grazie Sergio, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio Angelo. Allora, partirei da Trapani perché il presidente Antonini, che è vulcanico, ha fatto parlare tantissimo con la conferenza stampa di qualche giorno fa, ha annunciato tanti acquisti, tu mi stavi dicendo che adesso ne arriveranno anche degli altri, però non mancano i problemi per il presidente Antonini nei rapporti anche con tutti noi, con la comunità nostra dei giornalisti. Perché ogni volta che qualcuno dei colleghi qualche critica, compreso a me, ogni tanto se la prende con noi giornalisti, ma soprattutto se la prende con termini poco consoni a un presidente di una società di calcio. Fa parte del personaggio, ripeto,
però dovrebbe moderare i termini, cosa che qui non riesce affatto a fare, e poi si creano delle situazioni davvero molto imbarazzanti. Allora, E nella conferenza parliamo di stampa calciomercato l'altro giorno. adesso. Parliamo di calciomercato. Calciomercato per quanto riguarda, ecco, dopo gli 11 acquisti concretizzati nei primissimi giorni di calciomercato, adesso il Trapani sembra fermo, ma non lo è affatto, perché è in pressing su un giocatore del Lecco, un difensore centrale che ha oltre 300 presenze tra i professionisti, mi riferisco a Matteo Battistini, il quale stava per rinnovare il contratto con Lecco, si è insediato al Trapani, gli ha offerto un contratto molto allettante, il giocatore deciderà nelle prossime ore, così come nelle prossime ore dovrebbero concretizzarsi due operazioni. Il Trapani non ha riscattato i giocatori che aveva in prestito, mi riferisco in particolare a Moletto Toscano dell'Avellino, ma deve decidere i giocatori che rientrano dai prestiti quali tenere e quali no. Benissimo. Uno di questi è Diego Zuppa, l'ex attaccante della Cireale, che quest'anno era almeno per una parte di stagione è stato in prestito al Latino, dove ha fatto molto bene. Lui ha una scadenza di contratto a giugno 2026 col Trapani, però il Trapani crede molto in questo giocatore, per cui è intenzionato a prolungargli ulteriormente il contratto e momentaneamente però darlo in prestito al Guidonia con quale c'è un rapporto di collaborazione relativamente ai prestiti di Cristini e Guerriero, che potrebbero rientrare, ma verrà deciso probabilmente nel pomeriggio, così come nel pomeriggio dovrebbe essere deciso cosa fare di Francesco Benassai, 27enne difensore centrale. Tutto dipende probabilmente dall'operazione che il Trapani ha in corso con il Lecco per quanto riguarda Battistini. Sicuramente è un giocatore Benassai sul quale il Trapani crede molto ed è probabile che comunque rimanga in Granata. Per quanto riguarda altro, è stata lanciata la campagna abbonamenti, mediamente si è notato un leggero aumento dal 10 al 20%, ma ci sono molte agevolazioni. Tra queste la più importante ritengo che sia quella che si possono sottoscrivere gli abbonamenti e poi pagarli in 10 rate mensili senza alcun interesse a carico dei tifosi che sottoscrivono questi abbonamenti. Un'ultima notizia: il Trapani sembra sul punto di cambiare ulteriormente lo sponsor tecnico, di ritornare alla Macron e quindi abbandonare l'Adidas. Per il momento direi che è tutto, anche se ripeto nel pomeriggio ci potrebbero essere delle novità, alcune molto interessanti. Bene, grazie al nostro Franco Camarasana, ci ritroviamo per questo spazio lunedì prossimo. Adesso andiamo a Messina da Sergio Colosi, perché aspettiamo da lui in qualche modo qualche novità. Ci siamo ormai, diciamo, tra poche ore, di fatto qualche giorno in realtà, si dovranno sciogliere quelle che sono le riserve, quale squadra rappresenterà, diciamo, nel livello più alto, ecco così, entro la Serie D il Messina, se ci sarà una squadra che rappresenterà la città nel campionato di Serie D. Perché, passatemi la battuta, in questo momento il Messina ha 3 realtà calcistiche, però farne una forte sembra alquanto difficile. C'è comunque la decisione del Comune di Messina, che oggi intorno a mezzogiorno ha concesso lo stadio Franco Scoglia a tutte e 3 le formazioni, che però potrebbero farne un uso diverso. Innanzitutto al club di Pietro Sciotto serve per presentare la domanda per partecipare al prossimo campionato di Serie D, con un Messina penalizzato di 14 punti al momento, ma lo ricordiamo sempre, saranno di più in futuro, e se Sciotto ha abbandonato il Messina quando ancora era in terza serie, non vediamo perché mai vorrebbe rilanciarlo in Serie D, ma l'utilizzo del Franco Scoglia e tutto il resto gli serve per poi presentarsi a settembre davanti al giudice, dimostrando che l'attività agonistica continua, anche se immaginiamo come potrà avvenire, e che quindi si vogliono dilazionare i debiti per evitare il fallimento della CR Messina. E questo è il primo capitolo. Il secondo capitolo, che è strettamente collegato alla CR Messina, è quello dell'ex Sant'Agata, ormai si può definire così perché si chiama Messina 1947, che parteciperà al prossimo campionato
di eccellenza, oppure in caso di mancata iscrizione da parte della CR vorrebbe fare domanda di ripescaggio in Serie D perché è retrocessa nello spareggio perso poi con la Ciriale, e dunque sarebbe tra le formazioni, tra i club papabili per fare la Serie D, ma anche in questo caso si brancola nel buio per quelle che sono poi le decisioni tecniche e societarie da parte del patron Massimiliano Sosa, che comunque l'anno scorso in Santa Casa Militello non ha ottenuto altro che una retrocessione in eccellenza. La terza realtà, che al momento sembra un po' più organizzata delle altre due, su questo non c'è dubbio, però non per fare grande salto, è la Messana, che si è aggiunto adesso Massimiliano Bertolino, questo imprenditore che sposerà la causa di questo club, però non si capisce fino a che punto gli investimenti potranno essere in linea con quello che è il desiderio di rilancio da parte della tifoseria. In tutta questa situazione non si esclude sempre quello che io ho definito anche lunedì scorso un anno sabbatico, tenuto conto che comunque non c'è quella ricostruzione e quella ripartenza che sarebbe l'auspicio di tutti i tifosi. Bene, grazie Sergio per queste informazioni che ci arrivano dalla città dello Stretto. Ci fermiamo qui con il nostro Focus dello Sport, torniamo lunedì prossimo, come sempre subito dopo il telegiornale alle 14:30. A tutti voi l'augurio di una buona settimana, intanto buon proseguimento con i nostri programmi.